Buona la prima per il Mozzanica contro il San Zaccaria, al terzo Giacinti gira al volo il cross di Scarpellini, la conclusione deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Giorgia Motta che gira di prima intenzione e porta avanti il Mozzanica. Il San Zaccaria potrebbe pareggiare 5 minuti più tardi quando Bondini libera di prima Giulia Baldini, la sua conclusione sull'esterno della rete. Al 24esimo il San Zaccaria conquista una punizione al limite dell'area, sulla palla si presenta la specialista Azzurra Principi che mette la sfera sotto l'incrocio ristabilendo la parità. Bastano 2 minuti al Mozzanica per tornare di nuovo in vantaggio. Sul bel passaggio di Scarpellini la girata di testa di Stracchi è perfetta. Tampieri non ci può arrivare. All'intervallo il Mozzanica è avanti 2-1. Un grandissimo gol d'attaccante vero di Daniela Stracchi. Sì, di testa poi, c'è alla fine del calcio. No, è andata bene, sono contenta perché siamo riusciti a portare a casa i 3 punti, che era la cosa fondamentale dopo la lunga sosta, per continuare la scia positiva di prima di Natale. Nella ripresa le padrone di casa trovano la rete del 3-1 con Pierone che, ben servita da Giacinti in aria, la mette di destro sul secondo palo trovando il gol che chiude virtualmente la sfida. Pierone prova a ricambiare il favore servendo un pallone d'oro a Giacinti che si vede murata la conclusione da Tampieri in uscita, poi la difesa libera. Giacinti ci prova ancora, conclusione forte di poco alta sopra la traversa. Dall'altra parte Baldini conquista un calcio di rigore sul contrasto con Rizzon. Sul dischetto si presenta Tuccieri Cimini, Alessia Gritti diventa protagonista respingendo la conclusione. Prima del fischio finale la neoentrata Tonani sfiora il 4-1, Tampieri respinge. Il Mozzanica inizia il 2017 con un successo, KO per il San Zaccaria che costa la panchina a Gianluca Nardozza. Una partita che noi temevamo, nel senso che sapevamo anche il valore della squadra avversaria. Il San Zaccaria secondo me ha delle ottime giocatrici e anche oggi, diciamo, ha dimostrato che quello che pensavamo era corretto. Ci abbiamo messo del nostro e gli avversari hanno sfruttato bene le loro occasioni, hanno creato molto più di noi, hanno giocato meglio da squadra e sicuramente ha meritato questi 3 punti loro.